Non so se vi siete resi conto, ma le tasche piene di carte che gli hanno dato sul Veneto. Sono verità queste, ti fanno male, sono verità. Ma che verità? Se vuoi te le leggo le tue carte, te le leggo. Che verità? Tirale fuori tutte queste carte. Te le leggo, sì, perché questa è la verità. Ma come non è la tribuna politica sulle elezioni in Veneto. È la verità contro i tuoi slogan, questa è la verità. Dal tuo cervello esce qualcosa, bisogna delle carte. È la verità dei dati, i soldi che avete intascato senza fare nulla. Metti in tasca questi sono i soldi che avete intascato senza fare nulla. Cosa abbiamo intascato? Adesso lo dici. Avete intascato i soldi senza fare nulla, capito? Scusa, adesso pretendo che tu dica che soldi abbiamo intascato. Allora, il fondo per le politiche sociali dov'è in Veneto? Quale fondo? L'accordo che hai firmato con il governo. Non ho firmato nessun accordo. Io parlo ma non interrompi. Vediamo se è vero o no. Vediamo se è vero. Hai firmato un accordo con il governo italiano per prenderti una quota di profughi? No. Sì o no? No, tira fuori la carta. Sì o no? No. Non avete firmato un accordo tutte le regioni, nel tavolo Stato-Regioni? Mostraci la carta. Come fai a negare questo? Mostraci la carta con la mia firma. Ma dov'è la carta con la mia firma? Il 10 luglio 2014 dov'è la carta con la mia firma? Dillo. Ma basta andare su internet, andate su internet. Se lui ti dice che non c'è un accordo. Allora scarica sul resto di profughi, li scarica stai cambiando versione? No, perché stai dicendo una bugia. Ma dai. Leggila qua, guarda, dai. Cosa c'è scritto? 10 luglio 2014, conferenza unificata, accordo Stato-Regioni. Prenditela, perché sono soldi che hai preso, hai rubato. Allora, riusciamo ad andare... Scusa, non negare la verità, la carta. No, è una Avete bugia. firmato un accordo, tutte le regioni. Io non ho firmato nessun accordo. C'è un verbale che dice che io ho votato contro la conferenza di presidenti. Assolutamente no. Quando danno le carte te le devi far spiegare. Assolutamente no. Te le devi far spiegare. Assolutamente no, è una bugia. Vergognati. È inutile, è una bugia.